Tre veneti. La crisi ha prodotto tre diverse entità. Il primo veneto è quello dell'eccellenza, fatto di aziende che hanno internazionalizzato e innovato. Sostenendo e rafforzando il Veneto che va bene, non conviene a nessuno che si riduca questa fascia. Il secondo veneto è quello che resiste, legato a produzioni, servizi e commerci dedicati soprattutto al mercato interno. Il suo destino è legato alla ripresa della domanda. Aiutando a migliorare le condizioni con investimenti soprattutto nel manifatturiero, quel Veneto che arranca, quello di mezzo. Il veneto che non ce la fa più è quello delle aziende che sono spiazzate dalla caduta strutturale dei mercati. Non lasciare da solo il Veneto che sta peggio, quello che arranca, quello in cui ci sono molte famiglie di pensionati e di lavoratori e di disoccupati. Così il segretario uscente Franca Porto all'apertura del congresso regionale della CISL, l'11°, che ha riunito oltre 400 delegati chiamati ad eleggere il Consiglio generale e la segreteria. E per ripartire la priorità è la salvaguardia del manifatturiero veneto, la seconda potenza in Europa, la prima per produzione di reddito. E Confindustria Veneto sposa la priorità e conia l'ossimoro manifatturiero digitale. Spiega quanto sia importante il valore aggiunto che può dare l'elettronica, l'informatica, tutto l'apparato digitale, non solo nel creare nuovi prodotti o dare valore a questi nuovi prodotti, ma anche nella fase di interfaccia e di creazione con la clientela. Con ciascuno dei tre diversi veneti per la CISL vanno discussi e concertati patti su misura, patti sindacato-impresa, e la politica deve fare la sua parte. Siamo disperati, non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di creare una visione nuova al Paese. Il Paese può rimettersi in marcia, i consumi possono ripartire se riusciamo a creare un progetto Paese per tutti.